Domani sarà l'ordine d'arrivo della verità di chi potrà ambire a, diciamo, riempire i 3 gradini nel podio. La tappa della verità. La vittoria del Giro d'Italia si gioca in terra trevigiana. Parola di Moreno Argentin. Il campione del mondo conosce a memoria il percorso di domani. 60 km che non daranno spazio ai velocisti, ma nemmeno agli specialisti delle crono in linea. 60 km con tanti saliscendi con gli strappi di San Pietro di Feletto, Guia e Santo Stefano. I corridori sfileranno uno a uno tra i filari del Prosecco, con le colline di Conegliano e Valdobbiadene trasformate in tribune stracolme di tifosi. Domani è la corsa della verità per gli uomini di classifica, è una corsa impegnativa, un cronometro individuale di 60 più di 60 km con dei saliscendi, quindi non è per un cronometrista puro, è per un corridore completo, cioè per quei corridori che devono competere per la classifica finale. Il Giro fino ad ora non è stato particolarmente selettivo, gli uomini di classifica sono tutti lì con distacchi racchiusi in pochi secondi, ma domani sera le cose potranno cambiare. I pronostici sono tutti a favore di Contador, gli applausi saranno invece tutti per Fabio Aru. La mente è sempre sull'uomo che ha più esperienza e che ha titoli da vendere, che è Contador. È quello che fino adesso è cresciuto piano piano, non ha mai fatto eccessi, anche se noi abbiamo un buon Aru che lo incalza.